Buona giornata, benvenuti, bentrovati all'appuntamento con il nostro spazio informativo dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com per quanto riguarda la nostra web tv che realizza tutte le nostre interviste, i nostri servizi, i nostri reportage e li mette in onda poi anche grazie a Caffè TV 24, l'emittente del nord-est che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia potete vedere ed ammirare sul canale 95 del digitale terrestre, come dicevo. Ore 19:40 la prima edizione, nella seconda parte di serata la seconda, nella primissima parte della mattinata la terza edizione. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie con cui iniziamo quest'oggi. Non possiamo iniziare che con la pallavolo femminile, battuta anche la Russia per 3-1. L'Italia di Mazzanti è in semifinale adesso dove affronterà la Serbia. Sentiamo due protagoniste della partita, guarda caso, due pantere, Silla e Degon. Che bella Italia, che bel 3-1, che bella reazione dopo il primo set perso in volata. Perso in volata, sì, eravamo un po' contratte, come ho detto prima, avevamo un attimino forse timore di questa Russia che comunque è partita con il gelo, si vedeva che avevano voglia di portarsi a casa questa partita, quindi l'abbiamo vista un attimino tosta ed eravamo ancora un po' rigide nell'esprimere il nostro gioco, però non so cosa è scattato, ma qualcosa ci siamo dette, no ragazzi, noi questa partita ce la dobbiamo portare a casa, sudore, fatica, ce l'abbiamo messo, ci siamo impegnati e ce lo siamo meritata. Dalla rabbia di Bratislava questo sorriso come... Ma ci sta, è giusto così perché lì non eravamo noi, non era la nostra squadra, non era il nostro gioco. Bello vincere, ma è bello vincere giocando bene e contro una squadra così abbiamo espresso veramente un bel gioco e sono orgogliosa delle mie compagne, non posso non sorridere. Paola Egonu, ce l'avete messa tutta per prendervi questa semifinale, tutti i set, è stata dura, non avete mollato mai, una battaglia. Assolutamente sì. Il primo set abbiamo sprecato un po' di occasioni, però poi siamo state un sacco lucide e ordinate, soprattutto siamo riusciti a prendere bene il tempo e le misure. È stata una partita in cui è venuto fuori il grande cuore dell'Italia, non era facile, tante volte indietro nel punteggio, però mai disunite, muro, difese, tutto, avete dato veramente tutto. Sì, ci abbiamo creduto fino alla fine. È sembrata un po' la stessa Italia del mondiale, si è rivista in alcune frangenti, la stessa grinta, le ragazze terribili. Siamo meglio, molto meglio. Sabato la Serbia, che dire? Stasera ci riposiamo e poi cominciamo a prepararci contro di loro. Bene, questo è il servizio che ci arriva appunto dalla federazione e dall'OZ per quanto riguardava appunto la partita dell'Italia. Adesso tocca alla Serbia, un altro bel clientino. Grande risultato per il tennis italiano e per il tennista Berrettini che va in finale agli US Open d'America e affronterà il classico Nadal. Si aspetta la Ferrari a Monza, c'è stata festa grande ieri in centro a Milano, vedete le immagini con la storia della rossa ripercorsa, con tutte le belle macchine, le vecchie macchine di una volta e i piloti naturalmente che hanno fatto la storia della Ferrari. Intanto a Monza si attende ancora una vittoria, si cerca il bis, tifosi impazziti, boom di biglietti e record assoluto vicino. Nazionale italiana di basket perde al mondiale contro la Serbia per 92-77, non basta Gallinari e ora sarà decisiva la Spagna per continuare o meno. Nazionale azzurra dal basket al calcio con Mancini ad Yerevan, questa sera giocherà la nazionale contro l'Armenia, non ci dovrebbero essere problemi. In Serie A ci si ferma anche in Serie B per quanto riguarda la B, le Venete, dopo la sosta vedrà in campo il 13 il Pordenone che affronterà lo Spezia, sabato 14 Cittadella Trapani e Venezia Chievo, due squadre che stanno vivendo un momento particolare, Cittadella che deve ritrovarsi, Venezia invece che sta viaggiando molto bene, il Chievo alla finestra per guardare e naturalmente per approfittarne. Serie D con la seconda giornata, il Montebelluna alla prima ha pareggiato contro una delle favorite, l'Adriese di mister Tiozzo, e adesso anticipa sabato pomeriggio
in casa contro il Campodarsego. Calcio d'inizio posticipato alle ore 17, si cerca un po' più di fresco. Sempre sabato anticipano, e sempre per la Serie D, anticipano anche Union Feltre Belluno, un derby da non perdere del bellunese, Mestre Adriese, anche qui il ritorno di Tiozzo a Mestre, Delta Rovigo Clodiense Chioggia. Anche quest'anno il nostro campionato di eccellenza e di riferimento sarà proprio quello di eccellenza, che seguiremo con interviste e telecronache per tutta la stagione. Vedremo dove cominceremo domenica, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché ci sono belle gare. Prima giornata nel girone B tra Istrana, San Donà di Piave, Spinea, Calvinoale, Lia Piave, Liventina, Montello, Real Martellago, Union Pro, Porto Mansuè, Union QDP, Robeganese, Union San Giorgio, Libano, Porto Gruaro ed infine derby Trevigiano, Veneto, tutto della sinistra Piave tra Vittorio Veneto Falmec ed Eclisse Careni Pievigina. Prima giornata anche nel campionato di promozione, girone D, questo è il tabellino: Marcon, Città di Caorle, Cavarzano, Tre Baseleghe, Conegliano, Lovis Spresiano, Fontanelle, Fossalta di Piave, Godega, Villorba, Noventa, Ponzano, Vazzola, Opitergina e poi il Treviso Academy che sarà ospitato dal Vedelago nella prima fuori dal Tenni. Passiamo al basket. Ieri sera a Pieve di Soligo, grande partita amichevole ma molto bella, entusiasmante, ci siamo divertiti un sacco a vedere la TVB al suo esordio diciamo nella A1 perché ha affrontato i campioni d'Italia dell'Umana Reyer Venezia. Amichevole ieri sera alle 20:15, tutto esaurito al Palasport di Pieve contro la Reyer e ci sarebbe mancato che non fosse così. Sentiamo il nostro servizio con l'intervista a Max Menetti. Eccoci qua, coach. Allora, intanto grazie per la disponibilità. Niente, ci mancherebbe, è che stavo cercando qualcosa da bere che non mi danno. Adesso ti mandiamo subito a bere. Allora, il risultato in questi casi conta poco. Che cosa hai visto della tua DeLonghi? No, i risultati conta sempre, per quello che mi riguarda. È ovvio che abbiamo assaggiato cosa troveremo in Serie A. È evidente che loro sono i migliori di tutti perché portano sul petto lo scudetto. Però al di là di diciamo così, di una buona propensione a fare delle cose insieme, dobbiamo fare dei corsi di recupero molto rapidi per arrivare al livello che ci compete. È ovvio che abbiamo giocato con i migliori di tutti, quindi non è una partita, comunque non era una partita semplice, ma ci dà anche la cifra di quello su cui dobbiamo lavorare. Soprattutto la fisicità, ma soprattutto anche tutte quelle situazioni di letture, di furbizia, anche di scaltrezza, che soprattutto gli errori in questi casi fatti, che però fanno la grande differenza in partite come queste. Non è una scusante, però sicuramente un po' di centimetri ti mancano sotto canestro e lì un po'... Sì, ma non mi interessa, cioè è vero, è sicuro, cioè vuol dire, è ovvio che ne tengo conto del fatto che ci mancano i nostri due lunghi, però non ci interessa, perché poi molti degli errori che abbiamo fatti erano errori che non erano dovuti ai centimetri, ma dovuti al fatto che non siamo ancora pronti ad affrontare una squadra che è così brava a cercarsi, e soprattutto è una squadra che sta lavorando insieme ormai da 3-4 anni con molti giocatori, e lo si vedeva perché oggettivamente giocavano tante situazioni che hanno giocate per interi campionati nelle ultime 2 stagioni. Abbiamo visto oggi i primi minuti di Cook, un giocatore che è arrivato, ha mostrato anche il suo atletismo. La tua impressione è che cosa ci possiamo aspettare da questo ragazzo? Di sicuro ci ha messo energia e ovviamente era come era normale spaesato, ha fatto giusto un allenamento ed è venuto grazie Ricky, dall'altra parte del mondo. Di sicuro è un ragazzo che cerca di capire, è un ragazzo che può darci veramente tanto atletismo, ci può dare veramente tanta energia. Adesso dobbiamo essere molto veloci, lui deve essere veloce il più possibile a trovare i suoi spazi, a capire com'è il nostro basket, insomma anche lui deve fare un corso ben accelerato. Ecco. L'ultima cosa che ti chiediamo: sabato e domenica si torna in campo a Vicenza, nuovi avversari, si giocano 2 partite in 24 ore, rivedremo Nikolic o aspetteremo di vederlo? Vediamo, è molto difficile, non ha nessun problema particolare, deve solo far passare un'infiammazione che ha al retto femorale, in questi casi qui non ha alcun senso rischiare, quindi difficilmente ci sarà. Poi vedremo, faremo un po' di turnover in modo che siano partite che da un lato ci servono, ma dall'altra parte dove non possiamo assolutamente rischiare niente sotto l'aspetto atletico.
Questo Max Menetti. Se non avete visto la partita in diretta streaming ieri sera, la potete rivedere sui canali Facebook e YouTube di www.venetoglobe.com. Approfittatene e vedete sicuramente una bella partita. Chiudiamo sempre con Pieve, sempre per la serata di ieri, con il saluto e i ringraziamenti del padrone di casa, ovvero Stefano Soldan, il sindaco. Chiudiamo proprio con il sindaco. Sindaco, stavamo guardando gli spalti pieni in precedenza e adesso se ne sta andando la gente, direi un bello spettacolo comunque. Sicuramente una bellissima serata di sport, di armonia, abbiamo visto due grandissime squadre che ringrazio per aver onorato Pieve di Soligo per la loro presenza, ringrazio gli organizzatori e gli sponsor perché sostenere oggi lo sport è importante e soprattutto grazie veramente per quanto fanno. Ringrazio in modo particolare anche la Curva Sud che ci ha allietato con questi cori fantastici e tutti quanti per la bellissima serata trascorsa insieme. È stata una succosa anticipazione di un campionato che si presume molto interessante, coccarda tricolore per Venezia, chissà, TVB è là, vedremo il prossimo anno. E Basket Pieve 94 in Serie C, quindi anche per i nostri ragazzi veramente è stato un anno importante, sarà un anno impegnativo per quest'anno. Ho visto che ha visto la partita insieme al suo collega Conte di Treviso. Sì, ci ha onorato anche Mario Conte, che ringrazio proprio per aver dato prestigio con la sua presenza questa sera. È stata una bella serata, ve lo confermiamo per chi c'era, per chi l'ha vista in diretta. Se non l'avete vista la partita, e allora canali Facebook e YouTube di venetoglobe.com. Il campionato di femminile di volley A1 sta per prendere il via. Sono un po' fiducioso, no? Perché il 13 ottobre si inizia, adesso c'è soltanto da allenarsi, sono in 3, Fersino, Bottezat e Gennari, più le ragazze del San Nonà. Vedete Santarelli che con la sua Croazia è stata eliminata dai padroni di casa della Turchia, è già ritornato al lavoro nonostante abbia fatto un viaggione lungo, e domani venerdì avremo la possibilità di sentirlo e scambieremo 4 chiacchiere con lui, riascolteremo tutto lunedì alla ripresa del nostro programma, di questo programma. Bene. Saremo anche sempre molto attenti al campionato Pro 14 del Benetton che sta per iniziare, in questo caso posso dire sta per iniziare con 2 amichevoli contro le Zebre, allenamenti ripresi alla Ghirada, ci sono anche gli inglesi che stanno preparando la sfida proprio con l'Italia, ma alla Ghirada in questi giorni si è tenuto anche, e questo è importante, uno stage gratuito per i ragazzi, erano ben 215. Sentiamo Giovanni Crespan, responsabile del settore giovanile biancoverde. Quindi lo stage Benetton Rugby che abbiamo iniziato questa settimana va appunto da oggi, che è lunedì, fino a venerdì, tutte le mattine dalle 9 a mezzogiorno. Lo stage è uno stage appunto che prevede di venire a provare e agli ex tesserati e a nuovi bambini che vogliono provare questo sport la capacità di venire qui gratuitamente tutte le mattine a provare questo sport qua. Quindi questo è lo stage e l'obiettivo nostro. Lo stage è aperto a tutti i bambini e bambine nate dal 2015 fino al 2006, quindi dall'Under 6 all'Under 14. È articolato nella mattina, i bambini arrivano qua, vengono suddivisi per le varie categorie, ci sono gli allenatori più ragazzi che ci stanno aiutando, seniores dell'Under 18 che ci stanno aiutando e prevedono appunto attività motorie di base con appunto anche l'inserimento del pallone a rugby. L'obiettivo è quello appunto di cercare di far sì di reclutare più bambini possibili per questo sport per la prossima stagione sportiva. Allora i partecipanti iscritti di questa stagione qua sono ad oggi 215 partecipanti, abbiamo un numero di 82 nuovi iscritti, cioè 82 nuove persone che stanno provando. Forse non è il record, però è un numero sicuramente elevato di persone nuove che si avvicinano, che vogliono venire a provare questo sport qua e quindi siamo molto soddisfatti della cosa.
Allora, il tasso di partecipanti e la percentuale di gente che poi si riscrive notoriamente negli ultimi 3-4 anni è del 50%, quindi su 82 nuovi iscritti speriamo di riuscire a confermare almeno 40-45 ragazzi nuovi, che sarebbero un bel numero di ragazzi iscritti che si andrebbero a sommare ai nostri già tesserati, quindi diventerà un numero corposo di vari ragazzi nelle varie categorie. Allora, lo stage è iniziato oggi e domani chi vuol venire a provare basta che si presenti qui alla Ghirada alle 9 meno un quarto, passi in segreteria a firmarci appunto l'autorizzazione a provare a fare lo stage, perché lo stage è gratuito, quindi non bisogna l'autorizzazione dei genitori, e ben venga se arrivano altri nuovi ragazzi. Questo è Giovanni Grespan e allora grande successo per questo stage, in bocca al lupo e buon lavoro al Benetton. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani, sempre alla solita ora, sempre naturalmente sui soliti nostri canali www.venetoglobe.com e canale del digitale terrestre 95 per Caffè TV 24. Buona giornata.